Spagna, terremoto politico dalle elezioni municipali. Mala politica, accusa di corruzione elettorale per 3 deputati siciliani. Palermo-Catania, nautro viadotto risica dall'avancarisi. Palermo, operazione antimafia con 39 arresti. Sport, morì Annarita Sidoti, ex campionessa siciliana di marcia. Benedica a tutti. Vediamo insieme a cosa succedeva nelle ultime 2 settimane. Lo passato 24 di maggio in Spagna si fecero le elezioni municipali e di autonomia. I risultati furono come un immenso terremoto. Le nuove formazioni politiche, Podemos e Ciudadanos, alcanzarono risultati sorprendenti. A Barcellona un nuovo sindaco è Ada Colau, di Barcelona en Comú, lista espressione di Podemos. Per l'UPP e per il PSOE furono le più belle elezioni della sua storia. Lo bipartitismo PP-PSOE pare urvicato. Il 27 di maggio finera all'arresto domiciliare il presidente della commissione bilancio di Lars, Nino Dina, eletto tra l'UDC, il deputato di Lars Roberto Clemente, di cantiere popolare PID, e l'ex deputato francomineo di Grande Sud. L'accusa è di corruzione elettorale. Secondo l'IPM si accattarono i voti promettendo piccioli o posti di travaglio. Dopo l'immenso crollo di viadotti Mera, il 27 di maggio i carabinieri misero sotto sequestro 2 pezzi di autostrada 19 Palermo-Catania corrispondenti allo viadotto 5 Archi. Le pilone di sto viadotto, che si appoggiano a un letto di luciume salso, potessero avere perduto la sua stabilità a causa dell'azione corrosiva dell'acqua. La Procura della Repubblica di Nizza ordinò una perquisizione alla sede regionale di l'ANAS a Palermo e nelle officine di Castro Giovanni. Un reato, in questo momento, a carico di ignoti, è credo di attentato alla sicurezza dei trasporti. E l'operato di l'ANAS in Sicilia appare ogni giorno sempre più incredibile. Il 26 di maggio ci fu in Palermo una importante operazione antimafia. I carabinieri, dopo la complicata indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, arrestarono 39 persone, appartenenti allo mandamento mafioso di Palermo Pagliareddi, considerati responsabili di associazioni per delinquere di tipo mafioso, associazioni per esercitare traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, corruzioni. Finero ammanettati i capi delle famiglie mafiose di Pagliareddi, Curso Calatafimi e Villaggio Santa Rosolia. Si sequestrarono centinaia di chili stupefacenti. Questa fu la meglio maniera di celebrare, seppur con 3 giorni di ritardo, il 23° anniversario della morte di Giovanni Falcone. Le scene del film Back to the Future diventarono realtà. Il canadese Alexandre Duro riuscì a volare stando dritto in capo a una specie di trono, di giustisto costruito, per una distanza di 275 metri, trasendo tra lo Guinness delle primate. Succedì il 22 di maggio, in talo Quebec, sopra l'acque del lago Waro. Benedica a tutti. Atletica. Lo passato 21 di maggio, dopo una lunga malattia, morì Annarita Sidoti, 45 anni, siciliana di San Giorgio di Giusa, già campionessa mondiale europea di marcia. La volevamo ricordare con le immagini della sua vittoria mondiale di 1997. Annarita Sidoti a 300 metri dall'arrivo, mentre Olimpiada Ivanova è lasciata molto indietro. Annarita Sidoti, vincitrice dei campionati europei del 90 a Spalato, in quell'occasione a un certo punto davanti ci fu Ileana Salvador, poi un problema, una crisetta nel finale, ne approfittò Annarita Sidoti per vincere il titolo europeo, poi una garanzia sempre con piazzamenti, sempre addirittura viene il doppiaggio della favorita. Elena Nikolaeva, l'onta del doppiaggio delle prime 2, Olimpiada Ivanova si contenta a questo punto del secondo posto. Annarita Sidoti, la incredibile prestazione della marciatrice tascabile siciliana, formidabile davvero, dal primo metro le italiane hanno avviato quello che si poteva
eventualmente interpretare come un gioco di squadra. È partita Erika Alfridi, davanti anche Betty Perrone, quando poi ha messo la quinta, per non dire la settima, Anna Rita Sidoti, è arrivato a 1-1 il vantaggio, il distacco su tutte, pochi metri ancora. Il tempo conta solo ai fini statistici, conta una cosa, si sblocca lo 0 sul medagliere per l'Italia, si sblocca con il titolo mondiale, un oro per Anna Rita Sidoti. Pensare che qui non doveva esserci, doveva essere riserva. Applausi di tutte, applausi di tutti, titolo mondiale 42, 55 e 51 per Anna Rita Sidoti. Palluni, terremoto alla FIFA. Lu 27 di maio all'Arba, 7 dirigenti furono arrestati mentre ancora stavano dormendo in tali stanze dell'hotel di lusso di Zurigo, unde si stava tenendo il congresso della Federazione Internazionale di Palloni per le elezioni di luso presidenti. L'accusi più forti sono quelli di corruzioni, frodi, associazioni per delinquere. Sono 15 le persone accusate dall'FBI. I dirigenti sono accusati di aver pigliato denari per assegnare le mugnali e di tanti altri cosi. L'indagine pare essere in tala sua fase iniziali e le sorprese possono essere tanti. Chiudiamo questa edizione di Supermondi con un servizio di Claudio Ablesi sopra il ritorno della Fiera del Mediterraneo. Vediamolo in semmola. Dopo 7 anni di abbandono e degradazioni, grazie a Reri con grandi entusiasmi, la Fiera di Lu Mediterraneo, evento storico tanto addisiato di tutta la popolazione siciliana. La fiera ha cominciato il 23 di maio e finisce il 7 di giugno, ma la cerimonia di inaugurazione si posticipò al 24 di maio per rispettare il lutto cittadino in occasione della commemorazione della morte di lui Iudice Falcone, della sua compagna e della gente della scorta. I paviglioni interessati, oltre che dell'area centrale e dell'area ex Iochi, sono quelli più rappresentativi della fiera, ossia i paviglioni 16, 20 e 20A, destinati per fare acquisti e all'artigianato italiano e estero, e il paviglione 22. St'ultimo tutto occupato di antiquari di grande calibro di tutta Italia, ed un testimonial di rare eccezioni, Federico II, ditto Supermundi, di un pigliamo l'uomo per il nostro TG, rappresentato un tanapoco di rarissimi reperti di XIII secolo. Infatti ali paviglioni un'ampia area di la decorazione esterna e una zona tutta dedicata all'umanciari di strada palermitano. La zona nord invece è un'area libera destinata alle espositori di generi tecnologico. In totale sono circa 600 le espositori che vengono di tutta Italia, ma non mancano ogni sera spettacoli e attività curati di la Dorian Art. Inoltre è presente Artamed Artisti in Fiera, con momenti di live art, pitture e ritratti di presenza, fumettisti, ceramisti, live music, teatro, arti, esposizioni di quadri, sculture, fotografie, dimostrazioni di antichi misteri, artigianato artistico. Spazi dedicati magari al volontariato con Libera, Medici Senza Frontiere e ActionAid, e allo mutuo appoio, lu Pilucchieri Danieli, dell'associazione Anirbas che opera in tali quartieri a Risico di Palermo, fattaghi e messi in piega per una offerta libera che si dona ali senza tetto. Novità magari per il biglietto d'ingresso. Lo costo è di 2,50 € tutti i giorni, ma di 16 alle 19 di lunedì a venerdì è gratuito. Questo è tutto per questa puntata, l'ultima prima della pausa estiva. Ni vediamo a ottobre. Salutiamo!